Come here, ass. Fuck. Nelle puntate precedenti, fallito il tentativo di ricordammocio passato, Mario ritrova incredibilmente la memoria grazie ad una stordente reazione emotiva provocata dalla fugace vista di Melanie, Che cazzo era quella? la quale, scoperta dal padre, viene purtroppo obbligata a prendere il primo pullman per gli anni 60. Dov'è Melanie? Tra le altre cose, Lord Micidial rivela al figlio di aver ritrovato Paolo Buonanima e minaccia di ucciderlo a meno che l'Anchorman non continui ad appoggiarlo fino alla fine della campagna elettorale. Il buono e calmo Mario è costretto a sottostare al ricatto, Accetto, però ho delle condizioni. ma allo stesso tempo decide di fermare la sorella amata e parte a tutta birra con la sua mountain bike cambio scimario 18 velocità. E ora, ladies and gentlemen, i Pelurias Brothers. Ma che ci sta la carota? Perché a me non mi piace. Fammi vedere. Vedi bene. No, non ci sta, mangia. Non c'è? Ma puoi mangiare, ma. Com'è? Buono. Buono. Bravo. Almeno. Pullman temporale, diretto negli anni 60, in partenza in via del tutto eccezionale. Melanie. Oddio, sono arrivato troppo tardi e tu sei già tornata indietro nel tempo, adesso sei una vecchia! Madonna, come sei vecchia, Melanie! Ma come si permette? Io sono Sandrona. Sandrona, dai, andiamo, che oggi è la 54, non passa in via del tutto eccezionale. Scusate, ma questa non è la fermata del tempo? Ma questa. no, là in fondo, Non mi parte, dritto per dritto! Maledetto cambio scimario! Ci vuole una botta! È finita! Ed eccoci giunti nel 1967, dove la figlia di Micidial sarà costretta ad aprire un chiosco di salamelle. Melanie, come farai a vivere in un tempo che non ti appartiene? La ragazza non risponde. È smarrita. Purtroppo ora sarà costretta ad attendere 47 anni per avere l'opportunità di cambiare gli eventi futuri.
bene le gomme, cretino. Ma lei... Oddio. Lo sapevo che mi avresti fermata. Ho fatto. Non so come ho fatto. Non so come ho fatto, ho dritto per dritto. Questa via. Via. Prego, prego. Entra. Vai, vai. Che cos'è questo posto? Questa è la dépendance che mi ero fatto costruire per trascorrere più tempo negli studi del TG. Pensare a te. Oh, che carino. Deve essere stato tremendo per te stare solo. Molto. E questa polverina che cos'è? No, quella è della forfora. Oh. Forfora perché io avevo fatto il trapianto e perdevo copiosamente grande quantitativo di forfora. Poverino, anche la forfora. Sì. Che c'è? Guarda che lo so che venivi qui a trombarti l'escort e che ti sfondavi di droga. Senti, va bene, ti ho mentito, ma l'ho fatto perché mi vergogno troppo di quello che ho fatto in questi mesi. Ma ti rendi conto come ero ridotto? Non ero io, quello mi ha rovinato, mi ha traviato, quel figlio di puttana mi ha cazzo la testa. Sì, lo so Mario, stai tranquillo, è tutta colpa di nostro padre. Sì. Mario, dove sei? Mancano 234 secondi alla diretta. Va bene, arrivo subito, sono in ufficio. Senti, io devo andare in diretta. Chiama questo numero, chiamalo e digli di venire subito, ok? Nel frattempo tu rimani qui che sei al sicuro, va bene? Ci vediamo dopo. Questo programma è offerto da... Vai a giocare a calcetto con gli amici, ma nei successivi 2 giorni non riesci più a deambulare? Sei un vecchio! Ti vesti come un ragazzino, ma vieni coperto di ridicolo? Sei un vecchio! Fai una notte brava, ma rischi la pelle? Dalle antiche sorgenti rugose arriva Sei un vecchio, il farmaco che ti aiuterà ad accettare la tua naturale vecchiaia. Sei un vecchio! Finalmente! Sono un vecchio! Sei un vecchio! E ora MTG, con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Un cordiale buongiorno dal Micidial TG. Questa mattina il candidato premier Ginetto Micidial si è recato all'ospedale San Callo di Milano per portare conforto ai degenti. I particolari nel servizio di Salvo Errori. E c'era grande attesa oggi per l'arrivo qui all'ospedale San Callo di Ginetto Micidial. Il leader del partito Tutti Famosi ha colto l'occasione per fare importanti promesse per il futuro. Noi di Tutti Famosi ci preoccupiamo molto degli ammalati e se verrò eletto assicuro che anche loro diventeranno famosi. Ci faccio un esempio. Per esempio potremmo prenderli per fare gli ammalati nei films e non prendere gente sana che fa finta di essere ammalati. Bravo Ginetto, bravo! Grazie. Bravo Ginetto! Ciao. E dopo questa importante presa di posizione, Ginetto Micidial ha continuato la sua visita trattenendosi a lungo con i pazienti molto più sfortunati di lui. Ci vuoi dare una parola di conforto? Ciao, come stai? Ho 3 giorni di vita. Ah, te li porti male però, io ti davo almeno 70 anni.
Devi fare più sport e mangiare sazio e poi vedi che va meglio. Bravo Ginetto! Bravo Ginetto, bravo! Ciao. Ciao. E infine il candidato premier non ha resistito alla tentazione e pensate ha condotto personalmente con successo un'operazione a cuore aperto. Sono il presidente operaio. Tiè! Ho trovato il petrolio. E dal tutto sano ospedale Callo, errori salvo è. Vabbè, ordinatele voi. E ora un semplice trucchetto per vincere sempre al Super Enalotto. Danny Gravido. Ciao Mario. Quanto tempo? Come stai? Avvocato Scadarrutti. Bene, bene, l'ho fatta chiamare. Però, Miki, quanto abbiamo? 300 secondi più o meno. 300 secondi. Venga con me. Venga. No, perché qui non possiamo parlare. Sì, già. Sono cose importanti. Prego. Grazie. Prego. Venga. Questa è la mia dépendance, come vede. Cos'è? Dunque, l'altra volta sono venuta a mani vuote. Questa volta ho colto l'occasione per portarti una bella teglia di melanzane ripiene di sogliole. Ma non c'era bisogno, avvocato. Vabbè, comunque Quando grazie. vuoi 2 minutini nel microonde e... Sì, grazie. Senta, io l'ho chiamata per motivi un po' più importanti delle melanzane. Melanie, puoi venire tranquillo? Oh, bella. Tu sei Melanie. Già, t'ha chiamato. Scusa. Sì, salve, avvocato Scadarrutti. Lascia che ti abbracci. Sì. Bravi. Senta, avvocato, il motivo per cui l'ho fatta chiamare è che mio padre ha superato ogni limite. Nella seconda stagione, approfittando di un mio malore, mi ha fatto rimuovere la memoria dalla testa, trasformandomi in una persona spregevole di cui porto ancora i segni. Non contento, dato che io mi sono opposta, mi ha fatto rinchiudere in manicomio per più di 3 mesi. Quando io ho ritrovato la memoria grazie all'amore per lei, mi ha rivelato di aver trovato buonanima e di tenerlo prigioniero. E se io non l'aiuto nella sua ascesa politica, lo farà uccidere. Lei deve aiutarci ad incastrarlo. Se noi troviamo buonanima, avvocato, io non sarò più sotto scacco e potrò distruggere la sua carriera politica. E inoltre potrò anche annullare il contratto con la sciabolata e andarmene da questo TG, lo capisce? Dobbiamo farlo arrestare. Ma non possiamo, perché lui possiede carabinieri, guardia di finanza, polizia. Ah, ho trovato! Esiste nell'esercito un corpo che Micidial di sicuro non ha comprato. 20 secondi. Devo andare. Quale corpo, avvocato? Quale corpo? Il Bersaglieri! E ora un tuffo nel passato con l'intramontabile rubrica di Nevio Nipoti, Come non eravamo. Come non eravamo. Un tuffo nel passato con la voce di Nevio Nipoti. 7 aprile 1967. Siamo a Prugna Cariata, un paesino sulle pernici del Monte Cristo, ove Armario Capitombola ha lasciato i suoi familiari per un facile guadagno nella malavita delle terre d'Oltralpe. Ecco la sua famiglia riunita nei pressi di quel che rimane della loro abitazione. Armario, come stai? Da quando te ne sei andato, la casa è stata bombardata molto bene. Tua figlia è diventata una sgorbia. Guarda, al paese tutti la scappano, che terrorizzata. Guarda che mostra. Però ha incominciato a prendere la droga ed è contenta. Il nonno arranca per terra come un verme dopo che un albero gli ha spiaccicata la schiena dorsale. Guarda come arranca. Lo zio Afono ti vuole dire 2 parole. Non esagerare, Ti porti saluti anche della mamma che è rimasta incastronata sotto le macerie.
Ciao Mario, torna presto. Salute da tuo padre. Una donna si trova fuori tempo e fuori luogo. Ed è morto oggi Ernesto Caffellate, l'inventore del cuore sulla schiuma del cappuccino. Pensate, aveva 87 anni e lo ricordiamo anche per lo Smile, la Foglia e Guernica di Picasso. Solo per oggi in tutti i bar italiani verrà servito un cappuccino speciale con una croce con la data di morte e di nascita di Ernesto Caffellate e un biscotto che fungerà da lapide. Vediamo il servizio di Massimo Riserbo. Mario, ho lasciato detto a Melanie... No, sì, avvocato, non nomini quella qua. Ah, scusa. Ho lasciato detto alla ragazza di come mettersi in contatto con i bersaglieri. Grazie. Adesso devo scappare. Sono tanto contento di averti visto. Ciao. Grazie, Ciao. arrivederci. Arrivederci. Scusa Mario, un attimo. Sì. Mario, volevo dirti che sono davvero felice che tu abbia ritrovato tua sorella. Grazie, Miki. Hai capito cosa è successo? Lei è tornata dal passato per bloccare se stessa nel presente. Hai visto il servizio di come non eravamo? Da un altro tempo? Da un altro tempo per arrivare nel presente, hai capito? Vabbè, comunque. Ma ho ritrovato anche Buonanima. Buonanima? Sì. Ma che vuoi dire? Buonanima. Mio padre mi ha mostrato un video in cui lo teneva legato come un salamone. Oh mio Dio. Una roba pazzesca. E adesso con Melanie stiamo vedendo di accopparlo perché tramite l'avvocato forse abbiamo trovato un modo per... Ce la fai? Marius, ma come facciamo a nascondere Melanie? Come facciamo? Per ora è nella dependenza. Ho capito, ma dovrà spostarsi. Forse dobbiamo travestirla. Travestirla? Sì. Carolina. Buonasera. 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 Bedankt seid gen. Cosa dici, Carolina? Cosa... Bedankt seid ove de gen. Che cosa vuol dire? The Duck. La soluzione, il lato scuro di Jenny. Ma certo! Possiamo nasconderla dietro Jenny che con la sua massa imponente la renderà invisibile agli occhi degli altri, eh? Geniale, Carolina, brava! Sì, Steve, ma Jenny l'abbiamo scordata in manicomio. Ah, già. Scusate. Questa donna non può più stare nel nostro istituto. Il giudice le ha concesso i manicomi domiciliari. Tempismo perfetto! Nemmeno il fuo orologio atomico aveva questo tempismo. Prego, lasciatela pure qui. Basta con i lassativi. Voglio! Ma chi la mamma? Che mi siete scordati dentro il manicomio! Scorreggiate! In effetti, scusa, ha ragione, Mario. Oh, Mario, mancano 4 secondi. Dai, via. Carolina, via! Verso nuove avventure, su! Inaugurata oggi a Milano la 5 giorni dedicata al cattivo gusto. Ce ne parla Gio Cagnaccia. Siamo alla Triennale di Milano, dove oggi si inaugura la Fiera del Cattivo Gusto, la kermesse che celebra il kitsch e l'anti-eleganza e che ha invaso tutta la città. Ma guardiamo le immagini. Chi ha detto che il cattivo gusto è di cattivo gusto? Oggi a Milano parte la Kitsch Week. Musica dal vivo, mercatini e discoteca in centro città. Una grande isola pedonale tra animazione, spettacoli e shopping. Parola d'ordine, fanculo al buon gusto. E ora siamo qui con Lorenzo Bertani, il direttore artistico della mostra, per scoprire i principali prodotti di questa Trash Week milanese. Ciao Lorenzo. Buongiorno Gio, seguimi. Questi sono alcuni pezzi presentati oggi in fiera. Questa è una lapide di marmo a forma di pene. Adoro. E ne vendete tante? No. Ah, ok. E quelli cosa sono? Questi sono nani da giardino gay. Sono in porcellana e dipinti a mano. Fantastici. E ne abbiamo anche superdotati.
interessante. Posso chiederti qual è il tuo pezzo preferito? Ma sicuramente un pezzo molto valido è questa carrozzina leopardata pensata per il disabile che non vuole rinunciare alla moda, perché essere disabile non significa non essere trendy. Grazie. Un'ultima battuta per chiudere il servizio? Ce l'ho. Là ci sta sto negro, no? Che va all'università e fa: buongiorno, vorrei iscrivermi. E che ramo sceglie? E non posso avere un banco come tutti. Una vera battuta di cattivo gusto. Grazie Lorenzo. Da Gio Cagnaccia è tutto, a te la linea Mario. Bene, questo era l'ultimo servizio di oggi. Io vi do appuntamento a domani, come sempre, dritto per dritto. Grazie, buona giornata. Hai minuti contati, papadre. Cosa vuoi dire? Voglio dire che mi devi dire dov'è Buonanima. Stai per essere arrestato. C'è solo un corpo dell'esercito che può arrestarmi. Lo so. Questa volta sì, con le spalle al muro. Spalle al muro sei. Ragazzi, scusate, qua non si può passare, se no mi diventa una fanfara qua.